diretta su Facebook. Alleluia. Dio benedica quanti si collegheranno, quanti vedranno dopo, ascolteranno. Gloria al Signore. Leggiamo in Matteo capitolo 24 dal verso 36 fino al verso 51. Ho in cuore di parlare di qualcosa di molto bello per noi, il ritorno di Gesù. Alleluia. Matteo 24 dal versetto 36 fino al verso 51. Se lo trovate, cambiamo posizione, se alziamo in piedi, onoriamo la parola di Dio. Matteo capitolo 24 dal verso 36 fino al verso 51. Alleluia, gloria al Signore. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costruito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Alleluia. Io vi dico in verità che lo costruirà su tutti i suoi beni. Alleluia. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Voglio anche leggere il passo successivo, la parabola delle 10 vergini. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e comprateli. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Amen. Accomodatevi pure, gloria al Signore. L'argomento più bello, proprio il ritorno di Gesù. Dovremmo parlare più spesso del ritorno di Gesù, perché lui sta per tornare. La Chiesa deve essere pronta, deve essere preparata. La Chiesa, che è la sposa, deve essere pronta ad incontrare
lo sposo, che è Cristo. Amen? Amen. Pensate, già Gesù a quei tempi preparava i suoi discepoli per la sua seconda venuta, perché era qualcosa, ed è ancora oggi qualcosa di importante, di fondamentale. Alleluia. Sarà importante in quel momento, possiamo dire, figuriamoci adesso, vero? Alleluia. È ancora più importante. Amen. Sono passati diversi secoli, la storia dell'umanità è andata avanti e Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Alleluia. E nel preparare i suoi discepoli Gesù raccomanda la vigilanza. State attenti, siate vigilanti. Quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno ne sa. Non lasciamoci ingannare. Nella storia, sapete, c'è stato chi ha detto nel 1945 tornerà il Signore. È stato superato il 1945, ancora non è tornato. Oppure più avanti, fino al 2000, e poi sta per tornare il Signore, ma nessuno può dare una data. Alleluia. Anzi, il momento sapete qual è? Quando nessuno è quello. Quando nessuno se lo immagina, lui tornerà. Ma dare delle date è impossibile, però possiamo capire che il suo ritorno si sta avvicinando. Amen. Da quello che notiamo, che vediamo attorno a noi, lo possiamo affermare, il suo ritorno è vicino. Amen. C'è una similitudine, Gesù dice: come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Ma che c'era ai giorni di Noè? Noè aveva detto: io costruirò un'arca, una grande nave, entrate per quest'arca, perché ci sarà un grande diluvio che coprirà tutta la terra. Non ci sarà salvezza se non entrate in quest'arca. Quale fu la risposta ai tempi di Noè? Tu sei pazzo. Ma cosa fai? Eppure era lui là a costruire da solo quella grande nave secondo un progetto che gli era stato dato da Dio. Dio aveva detto il materiale da usare, le dimensioni, come doveva costruirla, come doveva poi inventare dentro la nave per non far entrare l'acqua, tutte disposizioni che si dovevano seguire passo per passo fedelmente. E quell'uomo ha obbedito. Non gli importava quello che dicevano gli altri, lui era là a costruire questa grande arca, questa grande nave, possiamo dire questo grande yacht, no? Alleluia. Sarà come ai tempi di Noè. La gente non si accorse di nulla. E purtroppo ancora oggi la gente non si accorge di nulla. Nonostante tutto quello che stanno vivendo, che stiamo vivendo, la gente non si accorge di nulla, perché insegue una felicità terrena. Insegue sempre una posizione migliore da un punto di vista terreno. Come se dovesse stare qui in questa terra per l'eternità, e invece non è così. Amen? Amen. La gente non si accorse di nulla. A quanti abbiamo parlato di Gesù? A quanti parliamo di Gesù? E quanti rimangono indifferenti? Ma la cosa più grave, sapete qual è? Che l'indifferenza sta entrando anche nella Chiesa del Signore. Questo è il fatto più grave. Invece di vegliare, di prepararsi per il ritorno del Signore, tante scuse. Perché davanti a noi sempre i nostri problemi. Non è che non dobbiamo valutare e considerare i nostri problemi, per carità. Ma noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Amen.
Sappiamo che Gesù ritornerà. Amen. E allora stai tranquillo, hai problemi, il Signore ti darà forza, grazia e possibilità di superarli. Amen. Ma impegnati per la tua salvezza. Amen. Amen. Non trascurando la comune adunanza, Alleluia. come alcuni sono soliti fare. Alleluia. Eh? Gloria a Dio. Alleluia. Dobbiamo vegliare, dobbiamo prepararci. Grazie a Dio per la libertà, per il locale di culto. Grazie a Dio. Approfittiamo, stiamo nel locale di culto, ascoltiamo la parola di Dio, preghiamo insieme, fortifichiamoci, edifichiamoci insieme, Alleluia. consoliamoci gli uni agli altri, stiamo insieme alla presenza del Signore. Chi lo può dire se un giorno non ci sarà più questa libertà? Chi lo può dire? E quando hai avuto la possibilità di servire il Signore in chiesa? Non posso, è lontano, sono stanco, è il lavoro. Vegliate, stiamo attenti. Amen. Amen? Amen. Alleluia. Vogliamo avere lo sguardo rivolto alle cose che non si vedono. Alleluia. 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 Questa grande nave era capace di ospitare tutti quelli che volevano entrare. Amen. Amen. Ma oggi chi è l'arca? Chi è l'arca di salvezza? È Cristo Gesù il Signore. Amen. Eh? Non c'è altro mezzo di salvezza. È Gesù che salva. Entriamo in quest'arca. È Dio che ha mandato il suo figliolo Gesù per salvare tutta l'umanità. Amen. Alleluia. Non c'è altro metodo di salvezza, non c'è altra possibilità. No. Solo Gesù salva. Amen. Alleluia. Vogliamo entrare in quest'arca, noi e la nostra famiglia. Amen. Alleluia. Alla fine nessuno entrò nell'arca. Sapete chi entrò nell'arca? Sapete la storia, vero? Solo Noè e la sua famiglia. E noi animali che anche questo diede ordine, si fa entrare ogni coppia in specie di animali, finché poi dopo ci sarebbe un nuovo inizio. C'è stato un nuovo inizio e io credo ci sarà un nuovo inizio. Tutto ritornerà come era in origine. Alleluia, staremo alla presenza del Signore. Alleluia, come Dio aveva stabilito. Alleluia, gloria al Signore. Ma è importante che l'uomo oggi si accorga della salvezza in Cristo Gesù. È importante per noi credenti stare attenti, vegliare, perché è facile addormentarsi. Quando aspetti qualcuno, ti è capitato di aspettare qualcuno all'orario, ritardo 5, 10, 15 minuti massimo, chiami e non rispondi, aspetti ancora e poi cosa fai? Molli, ritorni a casa. Noi aspettiamo il ritorno del Signore, il Signore verrà puntualmente. Gloria a Dio. Vegliate però, state attenti. Quando Gesù chiese ai suoi discepoli di vegliare, di aiutarlo in preghiera, non furono capaci di vegliare. Si addormentarono, vi ricordate? Vegliate con me. Pregate insieme con me. Sì, Signore, non ti preoccupare, stai sereno. Stai nelle nostre preghiere. Gesù si allontanò e pregò. Lottava. Sudava gocce di sangue, tanto era preso per quello che doveva, mica era facile quello che doveva vivere. Sì, era Dio, ma anche vero uomo. Vero uomo è vero Dio. E nella sua umanità lui combatteva. A nessuno piace soffrire. Ma lui vedeva, sentiva e provava già il dolore che doveva patire. Smette di pregare.
e li trova addormentati. Non siete stato in grado di pregare un'ora sola con me. Scusasi, Signore, scusasi. Non pregare più, ormai il tempo è giunto. Questo è il rischio che corre la Chiesa oggi. Addormentarsi. Perché non si cerca più lo Spirito del Signore. Frequenze in chiesa, di appuntamenti, di attività importanti, sì, sono importanti, al pari che per te è importante andare al lavoro. È importante andare al lavoro? Sì, perché poi c'è lo stipendio. È importante, gli appuntamenti della Chiesa sono importanti. Perché ci permettono di tenerci in allenamento. Amen. Svegli, non rilassarti. Cerchiamo lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, è fondamentale cercarlo. Quando io ero ragazzino in chiesa c'era la serata della ricerca dello Spirito Santo. Si entrava in chiesa e tu sapevi che da quel momento che entravi fino a quando uscivi era preghiera per chiedere al Signore il battesimo nello Spirito Santo. Era preghiera, tu entravi in quel luogo, in quell'appuntamento, era il venerdì, ricerca dello Spirito Santo. Chi entrava sapeva che non c'era un culto normale, si pregava. Si pregava. Non c'era neanche una grande predicazione, sapete? C'era solo una lettura di un brano della Bibbia. Cantico, preghiamo. Amen. Bisogna pregare, bisogna cercare la pienezza, la potenza, il dono dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo. Solo così possiamo essere quella chiesa, quella sposa che si accorge dello sposo, che arriva. Alleluia. La parabola che abbiamo letto delle 10 vergini, e anche questo è un grande insegnamento per tutta la Chiesa. Qui c'è un esempio di 10 vergini, le varie realtà locali della Chiesa. C'è la Chiesa universale, unica di Cristo, vero? Ma è composta da tante realtà locali, che non sono 10, grazie a Dio, sono molti e molti di più in tutto il mondo, vero? A prescindere da denominazione o non denominazione, l'unico nome che salva è quello di Gesù, la Chiesa di Cristo. La Chiesa deve essere di Cristo. Alleluia. Queste 10 vergini, dice Gesù che 5 erano avvedute, erano state attente, si erano preparate proprio in vista del ritorno dello sposo, no? Come si erano preparate? Accumulando quell'olio necessario per mantenere le lampade accese. Alleluia. Alleluia, amen. Le altre invece, altre 5 erano rimaste senza olio, non sono state avvedute, non si erano preparate. Poi viene lo sposo, si accorgono che non hanno olio. Oh, per favore, dammi, prestami un po' d'olio. Non te ne posso dare, perché non basterebbe né per me né per te. Che senso ha dartene? Vai, corri, compratene. Ma all'ultimo momento è difficile trovare. Ora è il tempo di prepararci, perché verrà un momento nel quale tutti i tuoi sforzi saranno inutili, perché dovevi pensarci prima, ti è stata data possibilità. Il Signore dà ogni possibilità. Amen. Ma verrà il momento che la porta sarà chiusa. Sì, si chiuderà la porta. Mi dispiace dirlo, ma è così. Questo è il tempo della grazia. Amen. Questo è il momento buono, accettevole, per accettare Gesù nella tua vita. Amen. E dopo non ci sarà più tempo, la porta sarà chiusa, l'arca sarà chiusa. Chi è entrato è entrato, e chi è rimasto fuori rimarrà fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Alleluia. Amen. Alleluia.
Vogliamo dire aiutaci, Signore, con tutto il cuore. Alleluia. Alleluia. Per concludere, voglio leggere il libro dell'Apocalisse, capitolo 22. E la conclusione del messaggio di tutta la parola di Dio, ultimo messaggio della Bibbia. Apocalisse capitolo 22, dal versetto 6. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veritiere, e il Signore, il Dio degli spiriti dei profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra poco. Ecco, sto per venire. Beato chi custodisce le parole della profezia di questo libro. Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E dopo averle viste e udite mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Amen. Amen. Vedete il messaggio, l'ultimo messaggio della Bibbia. Adora Dio. Alleluia. Poi mi disse ancora: non sigillare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto continua a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continua ad essere impuro, e chi è giusto continua a praticare la giustizia, e chi è santo si santifica ancora. Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Amen. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, fuori gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni. Noi cosa diciamo? Vieni su. E chi ode dica: vieni. Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Vedete, l'ultimo messaggio della Bibbia vi chiama sempre al ritorno del Signore. Gesù ritornerà. Alleluia. Non sigillare questo libro. Dio ci dia grazia di diffondere la parola di Dio. Ma diffondere la parola di Dio così com'è. Qualcuno altera la parola di Dio. Guai a chi giunge, abbiamo letto, e guai a chi toglie. Così com'è la parola di Dio è già perfetta. Chi ha orecchie da udire oda ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Amen. Vieni, Signore Gesù. Alleluia. Aspettiamo il ritorno del Signore. Per alzarci in piedi. Alleluia. Non si mette.